Buonasera. A me è stato assegnato il compito di parlare degli ambiti di organizzazione consolidata. Io metto anche gli acronimi perché poi per avvantaggiarsi un po'. E sicuramente molte cose sono già state dette, quindi quelle che io ho fatto. Questa è la definizione, è già stata data. E quindi si potrebbero fare alcune osservazioni anche in questo stile sono già emerse, però io direi atteniamoci a questo, cioè è inutile che ci rompiamo la testa. E la definizione secondo me è abbastanza chiara, però c'è già, come dire, un'indicazione precisa della Regione Veneto e quindi di coloro i quali poi devono operare sul campo e dare le indicazioni di riferimento generale, e quindi io non starei qui neanche tanto a discutere, insomma. L'ambito di organizzazione consolidata è questa, punto. Potremmo stare qui a discutere effettivamente molto, e a me piacerebbe anche, perché poi noi universitari per disquisire siamo bravissimi, ma non porta a niente, insomma. Oppure può portare a qualcosa in un momento successivo. E quindi questa è la UCI. Secondo, siccome io insomma, frequento abbastanza anche la regione, non è che se lo sono inventati così, hanno cercato di effettivamente estrapolare e tradurre anche in uno schema molto semplice quello che è stata la definizione. Sugli adempimenti del comune abbiamo già visto, è già stato detto che tutti i comuni entro, mi sembra il 24 giugno, entro una data che già entro il 26 settembre dovevano comunicare la UCI alla regione. Mi sembra però qui abbiamo chiaramente una data diciamo è già trascorso il tempo. Quello di positivo che mi sembra di aver recepito che quasi tutti i comuni, la gran parte dei comuni hanno trasmesso i dati. Simpatica anche l'interpretazione, quella, non so se avete colto, quella chicca che prima ha espresso il professore Calegari, appunto sulla convenienza o meno addirittura di trasmettere questo dato, no? Sembrava una cosa molto interessante. E diciamo che questo è l'adempimento iniziale, da cui parte tutta la procedura. Sui comuni inadempienti effettivamente sembra che il professor Calegari ha già espresso, quindi alla relazione anche di Pierluigi Capuzzo, lui si poneva, vi ricordate quella figurina, ma come mai io non starei anche qui molto tanto, cioè la UC è come un contenitore, no? Il piano, abbiamo visto praticamente qual è la UC come definizione, che poi sia più piccolo o più grande, secondo me non ha grandi effetti da un punto di vista pratico operativo, però effettivamente, ragionando così da Blake, è secondo me un'indicazione di carattere politico più che altro, cioè per assurdo io potrei mettere a UC tutto quanto il territorio comunale, no? Poi l'elemento fondamentale è la superficie naturale e seminaturale, che è quella che poi incide sulla definizione del consumo di suolo, no? E quindi i conti tornano alla fine, secondo me, no? Però effettivamente ci potrebbero essere aspetti positivi e negativi sulle due, su tutto il territorio comunale, qualcosa piccolo piccolo
Cioè vuol dire che alla fine io ti permetto di fare rigenerazione urbana o articolo 6, articolo 7 solo all'interno della UC, chiaramente, no? E quindi se io restringo la UC, scusate, io guardo l'acronimi, mi fanno fretta. No. Sull'ambito di urbanizzazione consolidata, se io lo restringo vuol dire che io ho un'indicazione, ho come strategia quella di farti lavorare più sul ristretto, come dire, no? E quindi ti lascio, se vogliamo, minori gradi di libertà, è evidente. Se invece io adotto la linea espansiva, ti do la possibilità di lavorare in un ambito. Uno dice, ma è chiaro il primo? No, secondo me no. Cioè ci sono sempre aspetti positivi e negativi. Per esempio il discorso della perimetrazione, io sono contro la perimetrazione, sono contro niente, però insomma non è proprio, secondo me, la linea corretta, perché la perimetrazione è legata al programma, cioè io devo stabilire gli elementi fondanti di un processo di rigenerazione urbana o di riqualificazione, che sono il programma e il progetto. Noi ci focalizziamo sempre sul progetto. Il progetto è l'ultima fase di un percorso molto complicato e molto complesso. Anzi, direi che il progetto, se il percorso è stato fatto bene, e il percorso vuol dire programma, no? Se il percorso è stato fatto bene, se il programma è stato fatto compiutamente, il progetto quasi viene di per sé stesso. Quindi dopo ci saranno molte soluzioni, eccetera. Quindi queste sono riflessioni che bisognerebbe comunque tenere. Ecco perché dico, non facciamoci la testa, insomma, sulla AUC qui. No. I comuni avranno trasmesso dati sicuramente eterogenei, avranno interpretato in maniera diversa, ma dopo le cose, se si vuole, si sistemano. La Regione ha tutti gli strumenti per sistemarsi. E questo invece è la cosa forse più importante. La superficie naturale e seminaturale, tra tutte le definizioni, è quella portante. Sì, la UC è molto importante, tutte sono importanti, però questa effettivamente è la grande novità della legge. E chiaramente, vedete che lì nella parte sinistra c'è sottolineato che nella definizione, nel conteggio della superficie naturale e seminaturale, per forza di cose, deve comparire anche la UC. E le superfici naturali e seminaturali, tutte le superfici non impermeabilizzate. Qui purtroppo non ho ancora sentito, e forse sarebbe meglio anche lasciar perdere, però effettivamente guardate che allora a sinistra noi abbiamo una definizione di superficie naturale e seminaturale e sulla destra abbiamo la definizione di impermeabilizzazione del suolo. Da un punto di vista ingegneristico idraulico, un suolo impermeabilizzato vuol dire che ha permeabilità nulla, e quindi la permeabilità o l'impermeabilizzazione, il suo complementare a 1, va da 0 a 1, quindi questa è una definizione purtroppo che è ancora inadeguata. Bisognerebbe, diciamo, va bene perché almeno insomma incominciamo a ragionarci sopra, però bisognerebbe approfondirla, sgrezzarla un po', insomma così fatta secondo me non è applicabile, è molto eterogenea, molto. Sulla regione gli adempimenti non è. Punterei solo sull'ultimo punto, è la sua ripartizione per ambiti comunali o ambiti sovracomunali. Spero che si vada verso gli ambiti sovracomunali, a meno che non ci siano situazioni molto particolari, perché star lì, adesso mi metto nei panni dei colleghi regionali, star lì a determinare
parametri per ogni comune non ha neanche senso da un punto di vista scientifico, a mio avviso. Comunque faranno quello che decideranno. E le ultime due cose, penso di essere in tempi e così non viene. Gli ultimi due termini, gli strumenti. Gli strumenti, io sto parlando solo della prima parte, perché la seconda parte è già stata abbastanza sviluppata. Allora, l'articolo 6 dice riqualificazione urbana. Dove si fa la riqualificazione urbana? Negli ambiti urbani degradati. Andiamo a vedere la definizione e quindi ambiti urbani degradati sono quelli che devono possedere almeno uno dei seguenti caratteristiche. Degrado edilizio, io ho messo solo il nome, poi viene anche specificato bene cosa vuol dire degrado edilizio, degrado urbanistico, eccetera, però insomma possiamo anche. Sottolineo sempre il P perimetra gli AOD, no? Gli ambiti urbani degradati, e c'è sempre questa necessità di perimetrare. Un inciso, la perimetrazione è urbanistica tradizionale, non è che bisogna buttare via tutta la perimetrazione, però se vogliamo effettivamente andare un pochino oltre, forse ci dovremmo porre anche la riflessione di dire c'è qualcosa di diverso alla perimetrazione, oppure c'è qualcosa che può affiancare o specificare meglio la perimetrazione, oppure ma è proprio necessaria la perimetrazione. E questa riqualificazione urbana con gli ambiti urbani degradati. Io li perimetro, ma dove li perimetro? All'interno della UC, che sia grande, che sia piccolo, come voi dite, AUC, ambito urbano, ambiti di urbanizzazione consolidata. E quindi devo perimetrare questi ambiti urbani degradati. La stessa cosa più o meno devo fare per la rigenerazione urbana sostenibile. E anche qui il P perimetra gli AUR, questi ambiti devono essere perimetrati all'interno. E anche la UR è all'interno dell'AUC. Ditemi se... No, non va bene. Allora, anche gli ambiti urbani di rigenerazione devono essere perimetrati, e questi sicuramente stanno all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata. Quindi alla fine abbiamo un contenitore maggiore che è l'ambito di urbanizzazione consolidata, all'interno del quale ci sono due piccole matriosche, no? Che sono uno l'ambito urbano di rigenerazione, l'altro ambito urbano indietro degradato, no? E sembra che gli ambiti urbani degradati e gli ambiti urbani di rigenerazione non possano coincidere, oppure non possano sovrapporsi, però non lo so. Questo è un altro tema, no? Perché non è detto che i due articoli diano strumenti totalmente diversi. E io chiuderei qui sostanzialmente. Allora io vorrei dare questo messaggio: la legge è sicuramente una legge importante, è stata molto controversa, ma in senso positivo. Ricordo per esempio anche, ho il dovere di ricordare il grande lavoro fatto da Urbanmeta, e quindi Urbanmeta con la Regione ha lavorato, penso che possa testimoniarlo anche il Presidente. Tutto è perfettibile, e quindi la legge avrà sicuramente degli elementi, insomma, di discussione, però a mio avviso è già un punto di riferimento molto importante, sul quale effettivamente adesso bisognerebbe, al di là dei numeri, fare un discorso proprio di entrare nella metodologia della pianificazione. Qui dovremmo effettivamente, questo apre sicuramente una nuova stagione di pianificazione.
può essere sicuramente buono, anzi è necessario.